Non costrinse i lavoratori al trasferimento da Porto Empedocle a Campofranco, anzi gli stessi furono avvantaggiati per aver avuto la possibilità di non perdere il posto di lavoro. Per questo è stato assolto l'imprenditore re dell'eolico Salvatore Moncada, denunciato da 3 lavoratori per violenza privata. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Agrigento, Katia La Barbera. Il provvedimento fuga i dubbi insinuati dai 3 lavoratori, restituendo a Moncada la certezza di aver assunto un comportamento adamantino. È un territorio difficile, si sfoga l'imprenditore. Abbiamo licenziato queste persone rispettando la legge per non lasciarle senza un posto di lavoro. Dietro sollecitazioni le abbiamo riassunte. I 3, dice, sono stati segnalati dall'ex sindaco di Porto Empedocle Firetto, che, sentito nelle precedenti udienze, ha sottolineato che il suo fu un intervento di carattere generale, così come è normale faccia un sindaco che ha a cuore i livelli occupazionali del proprio territorio. Il racconto di un Moncada sconfortato continua: le abbiamo riassunte in un'altra società con indennità maggiorate, pagando anche il carburante che veniva dagli stessi impiegato per arrivare a Campofranco. Hanno lavorato per quasi 3 anni, poi la fabbrica ha chiuso i battenti, racconta, e agli stessi è stato dato il beneficio della cassa integrazione. Finito tutto questo, prosegue, ti denunciano per violenza, forse quella di averli fatti lavorare, ma quella da me subita, conclude con amarezza. Che fine fa?